Luca Parlatini, oggi è arrivata una vittoria fantastica per 3-0 contro l'Immocco Volley e avete battuto non solo la sfortuna ma anche delle futuri giovani. Oggi guarda, è stata una partita secondo me a livello di adrenalina e a livello di cuore fantastica, perché la squadra dopo quello che è successo domenica con i due infortuni molto pesanti che abbiamo avuto e la settimana a ranghi ridotti si è unita, si è compattata e ha lottato mettendo tutto quello che poteva, quindi io sono orgoglioso di quello che hanno fatto. La prossima giornata sarà contro l'Anteavole Vicenza e avete ancora la grande chance di chiudere il girone al primo posto. Sì, Vicenza so che si è rinforzata. Adesso ci godiamo questo grandissimo risultato e poi da lunedì iniziamo a lavorare per capire come giocare contro di loro. Con questo cuore si può fare tutto. Grazie Luca, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a te.